tavolo secondo me è stata una buona partita giocata da entrambi, però, perché l'Olbia avevamo le difficoltà di venire qua a giocare, perché l'Olbia ha un calcio propositivo, vince sempre l'azione dai difensori. Tra l'altro complimenti al ragazzo del 2000, veramente un ottimo calciatore. E sapevamo delle difficoltà e sapevamo che dovevamo chiudere gli spazi, soprattutto centralmente, perché l'Olbia quando sviluppa in verticale è molto pericolosa. Siamo stati bravi a fare quello, e quando potevamo ripartire oppure gestire la palla, perché abbiamo noi giocatori in grado di farlo e l'abbiamo fatto molto bene. Poi il gol è andato da palla inattiva, però mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, per come hanno saputo soffrire quando c'era da soffrire e giocare e cercare di avere il gol quando si poteva. Per cui secondo me abbiamo fatto un'ottima partita. Un gol nel segno del figlio d'arte. Sì, la Cristian è un ragazzo molto interessante, molto serio, si allena sempre benissimo. Io ho tanti ragazzi, tutti seri, ne siamo tanti, e cerco di dare soddisfazione, perché quando il calciatore gioca è sempre soddisfatto. Lui oggi ha dimostrato che è in crescita, ma al di là del gol ha fatto una buona partita, soprattutto a livello difensivo. Come ha visto l'Olbia? L'abbiamo vista bene, l'Olbia gioca bene, gioca un buon calcio. Una squadra giovane che ha entusiasmo, che gioca sempre per far gol, però ripeto, oggi siamo stati bravi noi a chiudere gli spazi che loro cercavano centralmente, e alla fine abbiamo portato a casa questa bella vittoria. Al di là di un'Olbia un po' opaca, però è sembrato che voi foste molto preparati nello studiare proprio i suoi punti forti, no? Penso a Setter, che non l'avete mai fatto girare, al ragazzo stesso che ha girato a vuoto ma ha sempre raddoppiato al Remedi in mezzo al campo. Grande partita di applicazione vostra in settimana. Sì, infatti ho fatto i complimenti ai ragazzi proprio per questo, perché avevamo preparato la partita così e in campo tornavano i giocatori hanno fatto veramente un'ottima partita, che non sapevamo i pericoli quali sono. Però ripeto, l'interpretazione perfetta della partita, abbiamo portato a casa una bella storia. Siamo stati una buona squadra. Impressionati personalmente da Ledesma, che insomma vi dà veramente tanto in fase di costruzione, ma anche ha tamponato 1000 situazioni dentro l'area a metà campo, straordinario. Cristian sta crescendo anche di condizioni, il valore tecnico lo sappiamo. Se lui è messo in grado da parte nostra, da parte della squadra, di non coprire troppo spazio e di stare lì davanti, sia a livello di possesso che di non possesso, è un giocatore molto intelligente, per noi ce l'ha in grossa mano anche nella gestione della palla, perché ogni volta che noi sviluppiamo e passiamo da lui sa che deve andare a fare. Posto?